Un altro punto carino è questo: panchina, cestino, crocifisso. Ok, basta, io per oggi mi fermo, sono qua, quindi per oggi mi fermo, io devo tornare verso Borca, quindi è un po' lunghetta. Torno indietro, vediamo a quanto sono. Sono a 4 km e 92, sì che 49 minuti. Adesso torno verso casa. Anche qua è abbastanza bruttina la situazione, ma siamo in montagna e il terreno frana, ahimè. Ho deciso di seguire questa che è la vera strada regia, non la ciclabile. C'era un gatto ma mi è sparito, spero non sia caduto perché credo di avergli fatto perdere paura. Era lì sui sassi ma dalla parte dell'acqua, è che il volo è alto. Ah no, è lì, è lì, è lì, è lì. Non si vede ma è lì, lì, eccolo là. Ciao. Vabbè, torniamo a noi. Sto provando a fare questa strada che non ho mai fatto, perché io faccio la strada regia a pezzi. Questa sarebbe quella vera. Ma di solito io faccio la faccio lì vicino a casa mia e poi mi fermo. Questo tratto qui non l'ho mai fatto. Stavo pensando che io questa strada regia la posso seguire fino a casa senza dover attraversare la statale. Cioè io posso seguirla fino a casa, quindi non devo fare tutto asfalto, posso fare questa. Qua c'è anche una panchina, scalette, panchina, ecco. Questo è il paesaggio. Il sole, l'ultimo sole. Che adesso che ci penso, io un pezzettino di questa stradina, di questo sentiero, mi ricordo di averlo fatto con mia nonna, quella che è morta l'anno scorso. No, 2 anni fa. 2023. Ecco, no, l'anno scorso. Mi sembra ancora ieri. E invece no, è passato già del tempo. Mamma mia. Comunque sì, io mi ricordo da piccola, io stavo sempre con lei da piccola, spesso, molto spesso. E bello perché lei mi lasciava fare tutto. Cioè era neanche severa, ma il giusto. E mi lasciava fare tutto. Anche in casa là. Facevo di tutto. Vabbè, tutti gli intrugli con magari il cibo scaduto. Ma facevo di tutto. Ho solo un ricordo di questa stradina qua. Solo uno. Una volta l'abbiamo fatta, chissà quante volte, ma io me la ricordo solo, cioè ho solo un ricordo, ma chissà quante volte l'avevamo fatta. Io mi ricordo questo pezzo qua più o meno, questo pezzo. Guardate che bello, stupendo. Quella è la località Palada, dove fanno qualche festa, eccetera. Qua sotto c'è l'azienda agricola. E io vado verso il paese. E qua giù c'è il lago di Vodo. Lì c'è la diga. Che colore che ha, ragazzi. Che colore. Questo è tutto materiale. Sabbia e ghiaia. Praticamente l'acqua scorre solo là. Una volta era tutta acqua. Adesso invece c'è più materiale che acqua.
Questo è il mio assistente Bue, no, è assistente di Franz che ha portato dentro legna. E allora, aggiorniamo, adesso vi aggiorno, 9 km 650 metri, dai, 1 ora e 38. Beh, considerate tutte le salite e discese, è un ottimo tempo, assolutamente. Basta, questo è tutto per oggi, arrivederci. Sì. La Poiana. Qua dove il drone, fai la fotografia. Allora, sono attaccata all'albero perché è un po' ripido. Sono attaccata all'albero. Adesso vi faccio vedere la vista che c'è da qua. Abbiamo fatto un giro nel bosco così, quasi a caso ma non a caso. Allora, questa è la vista, quella è Borca di Cadore. E lì, se vedete, al centro del video c'è il lago di Vodo, la diga. Con la diga, insomma, sì, la diga di Vodo. In questo momento noi siamo qua. Che non sembra, ma è molto ripido. Ma non sembra. Cioè, guardate, non rende l'idea, ma è molto ripido. Vabbè. Qua abbiamo il Felmo con il sole che sta per tramontare là dietro. Vediamo se riesco. Ah, eccolo lì. E là fuori sempre Borca. Dove sono? Non li vedo più. Ehi cervi, dove siete? Eccoli là. Eccoli. 1, 2, 3, 4, 5. Ciao. 6. Ce n'è uno più in basso. Da solo, uno. E gli altri tutti insieme. Eccoli là. 4 e 5. Sì, 4 e 5. E gli altri sono ancora qua giù. Ehi! Ti vuoi contare le pecorelle? Eh no, stanno guardando qui. Sì, sì. Guarda l'altro, ecco l'altro. Sono 6 e ne manca uno. E come tolgo perché non c'è. Adesso lavare. Volevo chiudere questo video. Allora, sempre giornata 22 di febbraio, quindi dopo la passeggiata fatta con mio papà nel bosco, quasi a caso diciamo. No, in realtà stavamo seguendo la mappa, però diciamo quasi a caso perché abbiamo fatto delle salite che non erano previste. Però fortunatamente io, siccome sono quasi 2 mesi ormai che vado a camminare, fortunatamente sono abbastanza allenata, le gambe sono abbastanza allenate e quindi ho fatto fatica sì, ma sinceramente io avrei camminato ancora perché sono talmente abituata a fare 10 km. Oggi ne abbiamo fatti neanche 3,91, neanche 4 km. Quindi io avrei camminato ancora sinceramente, però era comunque anche già un pochino tardi,
quindi... E comunque abbiamo fatto il percorso ad anello, abbiamo chiuso il percorso, quindi sì, non aveva senso fare ancora qualcosa. Però è stata una bella passeggiata alla fine. C'è anche come giro, tranquillo, senza nessuno, perché comunque è in mezzo al bosco. Se trovi i cacciatori, ma gente che va, sì, che va a controllare un po' il bosco e basta. Non è che non si trova gente così, almeno in questa stagione non si trova praticamente nessuno su quel posto lì, a meno che uno non voglia proprio andare, ma adesso non è proprio il periodo. Però a febbraio è stranissimo andare nel bosco e non aver neve, cioè per noi è un sogno, perché noi un bosco così senza neve non l'abbiamo mai visto. E uno dei prossimi giorni andremo in un altro posto. Mio papà c'è già stato di recente, io non ci sono mai stata nella mia vita. Il bello è che adesso non sono tanto frequentati questi posti, quindi si cammina bene, non c'è nessuno, è bello. Cioè camminare così nel nulla, senza trovare neanche una persona, è bellissimo. Cioè, wow, veramente bello. Cioè, dal camminare sulla ciclabile, ciclopedonale, al camminare nel bosco è tutta un'altra cosa. È veramente tutta un'altra cosa. Vabbè, per questo video è tutto, vi ringrazio per essere stati qua e vado. Lasciatemi un like, condividete il video, iscrivetevi se non siete iscritti, fate quello che volete. Io vado a dormire perché è meglio riposare, poi domani potrò dormire perché domani sarà domenica, quindi che bello. È stata una settimana molto intensa questa, perché a parte il lavoro che è stato, ho avuto tanto lavoro di testa, tutti i pomeriggi sono stata a camminare, quindi è veramente stata una settimana impegnativa questa. Basta, ho chiuso la settimana, domani non so se andrò a camminare, sinceramente non lo so. Con oggi, da lunedì a sabato, ho concluso la settimana con 54 km più o meno. Che sono anche pochi se andiamo a vedere, perché c'è gente che ne fa più di 20 al giorno, per dire. Quindi sono anche pochi, però per me sono tantissimi, sono davvero tanti. E basta, chiudo il video, vi saluto, ci vediamo al prossimo. Ciao!